Ciao amici, oggi per Ti racconto il libro a cura di Giovanna Fileccia ho scelto Non mi chiamare femmina di Laura La Sala, una silloge che nel 2014 ha vinto il premio Martoglio. Vi faccio ascoltare la poesia Sciuscia lo vento. Sciuscia lo vento, sbattendo all'aria capì di cosi e pensieri. S'annaca lamenti, fantasticando poesia, sciascina fogli e cimi tempestosi. I sanno ligonni, scumigliando ammi, tozzi, o di buona vista e fattizza. In talaria sinfonia di musica. Tremono vita, i sanno la rina, come granedde in tallocchi, capare montagna. L'arboli ballano, bazzero lento, grira lo vento, un duci lamento lo cori chianci, picchì. Senti in talaria lume di sio, tutto va all'aria infusa, come lo vento caietta in tallario, fogli, cartuzze e pensieri. Beato quaspetta e spera, sfilando la corona. È una poesia che unisce la nostalgia, la veridicità, la vita quotidiana. È una poesia particolare, quella di Laura La Sala, che nel suo scrivere riesce anche in molte liriche che sono anche contenute in questo volume a raccontarci le cose con ironia. Per me il vento rappresenta qualcosa di primario, così come anche Laura La Sala lo visualizza come qualcosa da riempire, da rincorrere. Per me il vento è un mezzo di comunicazione, perché se fosse per me io affiderei al vento tante cose e forse lo faccio, perché anche queste mie parole in un certo qual modo sono affidate al vento, in modo che arrivino direttamente a voi. Io vi ringrazio anche di questo ascolto. Non mi chiamare femmina, piuttosto chiamateci donne, perché nelle donne risiede l'essenza della vita, senza nulla togliere agli uomini. E con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima.